Abbiamo visto che da un anno all'altro abbiamo avuto un più 30% di precipitazioni, quindi è evidente che maggiore acqua determina situazioni di fragilità del territorio come quella che abbiamo incontrato. Il maltempo degli ultimi giorni ha determinato o risvegliato diverse frane in Carnia. L'ultimo evento, in ordine cronologico, riguarda lo scostamento del terreno rilevato dai sensori che controllano la frana di Cazzaso, evento che ha portato il sindaco Vicentini a emettere l'ordinanza per la chiusura della strada tra Cazzaso e Fusea. È stato proprio questo uno dei territori sorvolati dall'assessore Riccardi nel suo sopralluogo utile a stabilire gli interventi di ripristino. Il monitoraggio della frana di Cazzaso in comune di Tolmezzo, che è un altro di quegli elementi che da tempo teniamo in considerazione e che ha avuto dei movimenti importanti, quindi anche quello è un altro elemento che teniamo sotto controllo. Sorvolate anche le aree dei comuni di Amaro, dopo la caduta di massi sull'autostrada A23 nel giorno di Pasquetta, e di Treppo Ligosullo, frana di 2000 m3, fortunatamente su una strada piuttosto isolata. La frana Rigosullo, che è impegnativa, parliamo di 2000 m3, quindi sicuramente ha interrotto una strada, fortunatamente una strada non frequentata, e quindi avremo più tempo per sistemarla. Bisogna rimuovere quel fronte e ricostruirlo e metterlo in sicurezza. Abbiamo visto il ripristino di quella che è stata la frana che ha colpito, ha interrotto l'autostrada 23. Anche lì le condizioni di ripristino sono garantite. Il problema adesso è capire in che modo tenere monitorato l'eventuale eh, intervento necessario, che comunque in parte è già stato completato.